La Fiera di Costruire è una raccolta della capacità produttiva locale e si intende per questa materiali per l'edilizia, tecniche per l'edilizia, ma anche tecniche innovative, ma anche formazione e anche informazione. E poi c'è un aspetto della fiera molto importante, anche collegato, che è quella di Arte in Fiera, che è una bellissima presentazione, anche molto ampia, dell'arte di cultura, soprattutto di montagna, perché questa, la Fiera di Longarone, è la fiera della montagna. Non ce ne sono altri in Italia così. Io auguro a questa fiera di diventare un punto di riferimento di livello nazionale rispetto al luogo e il ruolo che ha, cioè la montagna da una parte e la rappresentazione della montagna in tutti i suoi aspetti, che sono quello edilizio ma sono anche quello boschivo forestale, che sono quello dell'agricoltura montana, tutto ciò che in qualche modo rappresenta la montagna e che penso abbia in termini percentuali una forza di crescita superiore anche alla pianura. C'è uno dei convegni che si terrà proprio all'interno di questa fiera, serve a sottolineare tutte le opportunità che ci sono sia dal punto di vista del risparmio energetico sia dal punto di vista della sismica. Basti pensare che il Sisma Bonus riconosce fino all'85% dell'investimento fatto al cittadino che ristruttura la vecchia casa, seguendo i canoni ovviamente della sismica più recenti. Siamo fra l'altro la parte bassa della provincia di Belluno, ma tutta la parte alta della provincia di Treviso, del Vicentino eccetera, siamo in zona particolarmente sensibile dal punto di vista sismico, quindi un invito anche ai cittadini a sfruttare queste opportunità che ci vengono dal governo fino in fondo. È un'opportunità, è importante, chi deve ristrutturare la casa tenga presente che c'è anche questa possibilità. Questa è una fiera doppia perché insieme al mondo dell'edilizia e quindi delle costruzioni c'è anche Arte in Fiera, quindi un binomio che ormai funziona da 3 anni molto bene. Io ringrazio gli espositori che credono fortemente in questo evento che dopo un paio di edizioni un po' in flessione dovute purtroppo alle difficoltà del mondo dell'edilizia ha ripreso grandissima quota e sicuramente rafforzato da questo spazio di Arte in Fiera, per il quale ringrazio Franco Fonzo per l'organizzazione, che ogni anno presenta qualcosa di nuovo, innovativo e veramente bello da venire a visitare. Continua la collaborazione tra Arte in Fiera Dolomiti e Fiera di Costruire. Una bellissima collaborazione nella quale poi si creano anche molte sinergie e poi si incontrano anche i periodi, perché 14 anni di Ricostruire e 14 anni di Arte in Fiera, per cui direi proprio bene. Abbiamo portato diversi mezzi da parco nostri piccoli, della gamma patente B, di cui sono queste 3 macchine. Poi abbiamo portato una macchina 4x4 e anche una macchina da costruzione da 4 assi. Quest'anno in fiera come novità abbiamo portato una resina colata che viene fatta solo su superfici di pavimento, in quanto va proprio colata la resina, poi con vari giochi si distribuiscono i colori e si hanno dei diversi effetti. La fiera è una fiera interessante perché raggruppa le più importanti aziende e riassume, diciamo, l'interesse su quello che è la costruzione a livello generale. Quest'anno abbiamo portato in fiera serramenti, legno e legno alluminio. Sono nuovi prodotti che stiamo commercializzando e producendo da gennaio del 2018 con la versione tutto vetro e profilo minimale. Le ultime caratteristiche del settore è che abbiamo dei veicoli a forte risparmio di carburante e in più nel mezzo d'opera abbiamo la novità dell'ultimo asse sollevabile. È il primo anno che venite in fiera? Noi è il secondo anno che veniamo in fiera, l'anno scorso è stato per noi un successo, abbiamo pensato di ripetere
l'esperienza. Abbiamo scelto di partecipare a questa fiera perché è una fiera storica come noi e di conseguenza, avendola anche fatta tante volte per tanti anni, è un peccato mancare. Quindi abbiamo deciso di continuare a farla perché comunque il risultato c'è. Qui in fiera stiamo esponendo un po' delle nostre soluzioni di case in legno e con murature alternative, perché noi facciamo anche le tradizionali e anche gli scavi, infatti il nostro motto è dallo scavo al tetto, e con il nostro sistema noi cerchiamo di venire incontro al cliente in modo che ogni casa andiamo a studiarla in maniera di trovare la soluzione di muratura più adatta o tradizionale o innovativa o di legno. Qui in fiera noi presentiamo tutte le novità del 2019 a marchio Porcellanosa, marchio molto conosciuto nell'ambito casa e non solo, e tra le varie cose abbiamo dei formati di ceramiche molto grandi, un 120-120, lastre 120-250, quindi tutto quello che è la tendenza a livello ceramico di questo momento.